Ma io ho aiutato appunto a scaricare i camion con i banchi a rotelle, 165 a settembre. E quel video ha fatto 25 milioni di visualizzazioni. Addirittura degli amici in Cina mi hanno mandato il video di Cadoneghe e l'ilarità era comprensibile. Perché i banchi a rotelle, come dice la professoressa o maestra, comunque l'insegnante, possono essere interessanti in una finalità didattica, però di laboratorio. Non è pensabile che dei ragazzi rimangano ore e ore seduti su un banco a rotelle con un punto d'appoggio grande così. Siamo diventati tutti grandi in banchi tradizionali, siamo diventati tutti grandi in aule di laboratorio magari multimediali negli ultimi periodi o magari così diverse con dei banchi a rotelle, ma pensare che una scuola pubblica sia impostata con delle aule con i banchi a rotelle è proprio, faccio veramente fatica a poter pensare, anche perché bisogna tener conto del giudizio dei ragazzi e i ragazzi non hanno visto positivamente questa scelta. I ragazzi delle medie di Cadoneghe non erano tutti così entusiasti di avere i banchi a rotelle e anche i genitori non lo erano. Allora bisogna, e anche non mi piace, e sono stati i presidi a ordinare, no, perché non è che i presidi si è svegliato stamattina ordiniamo i banchi a rotelle, no, perché c'era una proposta che è stata fatta ed è arrivata anche a me la circolare dal Ministero dell'Istruzione di girare la circolare ai presidi. Abbiamo fatto delle riunioni, il presidi ne ha ordinati 165 e attiene all'autonomia scolastica che io non vado a sindacare. Certo è che da contribuente ritengo in un momento come quello che abbiamo vissuto e che stiamo oggi vivendo, investire 300 milioni di euro sui banchi a rotelle dove buona parte di questi peraltro una volta rotti non sono neanche aggiustabili perché sono delle componenti in plastica che una volta che si rompe il vassoio centrale cioè, lo devi gettare o lo devi sostituire, va da sé che non è. Poi ci sono ancora a Cadone che... c'è in un'aula, il resto alcuni sono rotti, altri sono negli scantinati, altri in... vabbè, guardi, no, ci sono stati anche video con gli autoscontri. Comunque il nostro dirigente scolastico, prego? A Cadone che sono discoli i ragazzi, evidentemente. Sì, a Cadone, no? E guardi che peraltro il nostro preside, che stimo, è uno tra... il futuro, ecco, meglio... È vero che noi abbiamo studiato, c'erano anche i banchi bloccati con la penna d'oca, quindi magari qualcuno ha detto... Ma sono nati fior di scienziati sui banchi, non è che è nata una tribù di decelebrati, sono nati degli scienziati, sono nati dei professori, sono nati dei grandi ingegneri e sono nati dei docenti che hanno insegnato a lei a diventare un insegnante. Non mi sembra che lei sia una scampata di casa, è un insegnante che ha studiato nei banchi di legno, erano anche molto ampi, perché pensa a te quanto deficienti erano gli insegnanti di un tempo, più ampio è il banco, più possibilità aveva lo studente di avere tutti i testi peraltro hanno investito sui banchi a rotelle ma non hanno pensato di alleggerire le cartelle dei ragazzi che vanno a scuola che sembrano dei muli degli anni 50 e vanno con la sporta a scuola, ma che roba è questo il modello? Scuole fatiscenti. Cerchiamo di copiare un po' all'estero, facciamo meno i fenomeni in Italia. Sentiamo anche Rigo. Guarda, io ho fatto la quarta superiore all'estero io e non avevamo i banchi a rotelle, non credo di essere un deficiente, non credo di aver avuto colleghi deficienti. Sono tutte persone che si stanno informando, ci sono laureati. Il mondo si evolve anche la scuola. Bene, sì, ma non è che l'evoluzione, cioè ciò che arriva oggi sia sempre meglio di ieri, ci sono anche delle involuzioni e ne vedo troppe, ne sto vedendo troppe sulla scuola pubblica, troppe e non solo.